Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente in Europa per il Gran Premio di Monte Carlo a Monaco, ovvero la cara carneficina che stavamo aspettando da tempo. Comunque all'interno di Formula 1 sono cambiate diverse cose, soprattutto all'interno della classifica. Infatti a causa di un problema all'interno dei salvataggi sono state rigiocate alcune... come possiamo dire, alcune competizioni, alcune sono state giocate in maniera migliore, altre in maniera peggiore e quindi la nostra posizione in classifica può essere cambiata, ma tranne per quanto riguarda la classifica costruttori. Infatti la nostra scuderia ritorna al quarto posto come la ritrovavamo in precedenza. Invece all'interno della classifica piloti ritroviamo il nostro caro Van Helgen in terza posizione e quindi siamo riusciti a recuperare una posizione. Comunque sono delle cose che succedono, degli imprevisti, cerchiamo quindi di non farli ricapitare e vediamo un po' dove ci ritroviamo. In settima posizione a Monte Carlo siamo riusciti a ottenere un ottimo punteggio, anzi un ottimo tempo. Con un assetto davvero fantastico, andiamo a caricarlo immediatamente. Praticamente questo assetto è molto particolare perché siccome Monte Carlo è una pista davvero molto ma molto veloce e molto stretta, il nostro alettone posteriore e anteriore è settato in maniera molto elevata in modo tale da affrontare le curve nella maniera più adatta, quindi molto veloci. Per quanto riguarda i freni, sono davvero, la loro pressione è molto accentuata e bilanciati verso il retrotreno in modo tale da garantire un sovrasterzo in entrata e in uscita dalla curva. Per quanto riguarda il nostro cambio, che è il fattore fondamentale, è stato impostato tutto secondo l'accelerazione maggiore e infatti la nostra vettura potrà raggiungere una velocità massima di 277 km/h che all'interno di Monte Carlo è difficile raggiungerla, quindi possiamo andare direttamente dal nostro Will Smith senza alcun capello e possiamo vedere che i nostri pneumatici sono abbastanza illesi dallo scontro in qualifica e possiamo utilizzare una strategia molto diversa, quindi sostando al sesto giro mettendo dei pneumatici duri. Ok, perfetto, possiamo iniziare e andiamo all'interno del nostro ingegnere, entriamo all'interno della gara. Allora al primo posto si ritrova Lewis Hamilton con la sua McLaren, invece al secondo posto si ritrova Massa. Intanto la classifica ragazzi è cambiata davvero molto, ci sono diversi piloti nella classifica piloti che sono riusciti ad avanzare e a termine gara andremo a controllare. Eccoci ragazzi all'interno del nostro blocco di partenza, direttamente in settima posizione con accanto Vettel, in quinta posizione Massa, ed ecco che inizia il Gran Premio di Monaco. Eccoci direttamente pronti a sfrecciare all'interno di queste fantastiche chicane, stiamo attenti a non effettuare alcun sorpasso aggressivo. Ecco già infatti i primi contatti con le autovetture ed ecco che la classifica si evolve. Primo posto Lewis Hamilton, secondo Alonso, terzo Webber, quarto Van Helgen. Attenzione, freniamo con tutta la potenza che abbiamo nei freni. Facciamo sfrecciare quindi la nostra autovettura vicino ad Alonso. Ragazzi, la Ferrari sta andando davvero molto forte all'interno di questo circuito. Seconda posizione, quarto posto Webber a 266 centesimi di secondo da noi e a 766 centesimi ci ritroviamo da Alonso. Benissimo, pronti ad affrontare la galleria del vento ragazzi. Grazie ad alcuni componenti meccanici installati nella nostra autovettura riusciremo ad ottenere una fantastica accelerazione. Vediamo un po' se è vero, come ha detto il nostro caro ingegnere. Ovviamente ritroviamo un nuovo look della nostra autovettura, come potete ben vedere ritroviamo dei pneumatici con alcune scagliette di rosso acceso e un bel casco rosso-nero, pronti a tifare Milan ragazzi. Guardate un po' la nostra vettura particolarmente milanista, tireremo tutti i milanisti ragazzi che stanno guardando questo video. Ok, attenzione, maledetti questi giudici di caspita, ci mettono sempre questo dannato paletto vicino alla curva che lo buttiamo sempre giù. Ragazzi, grazie alle nostre marce riusciamo a ottenere un'accelerazione fantastica, cerchiamo di riprendere Alonso. Forza, ecco le foglioline che cadono dagli alberi che ci vanno a colpire in testa. Speriamo che non accada tutto quello che è accaduto a Massa all'interno dello scorso campionato, che gli è arrivata una molla direttamente nel casco. Speriamo che non ci gettino niente. Andiamo, stiamo molto attenti che qua ragazzi basta poco per finire praticamente fuori pista. Andiamo, è importante stare davvero molto vicini alle protezioni, però senza toccarle con le nostre ruote perché potrebbe davvero scatenarsi l'inferno. Guardate un po' che forte questa curva, davvero vista dal vivo è davvero un'emozione grandiosa. Infatti le vetture sfrecciano ad una velocità davvero molto ad una velocità davvero molto bassa, infatti è possibile notarle in tutti i loro dettagli. Per quanto riguarda questa chicane ragazzi, questa ultima chicane che ritroviamo qui nel reale
nel reale tracciato di Monaco questa chicane viene eliminata e viene posizionata solo nel momento in cui come possiamo dire, il circuito viene convocato, anzi la gara viene convocata. Allora, vediamo un po', quinta posizione richiesta, il nostro obiettivo fondamentale, ci ritroviamo a circa un secondo dal nostro Fernando Alonso. Aia, ho sentito un brutto rumore, che è successo là dietro? Diamo un'occhiata, tutto a posto. Non è stato qualcosa aderente alla carrozzeria, ma le nostre gomme, ora il DRS può essere utilizzato. I nostri pneumatici stanno soffrendo molto, ci ritroviamo con delle gomme incandescenti. Ok, continuiamo con la nostra autovettura targata Milan. Avanti, eccoci qui. Tutti questi sponsor di lato fanno partire proprio la testa. Benissimo, andiamo. Ah, abbiamo disponibile il DRS. Ragazzi, all'interno del Gran Premio attuale, anzi all'interno del campionato attuale in Formula 1 2012, ritroviamo il DRS che può essere utilizzato all'interno di un tracciato, anzi di un particolare tracciato, davvero in maniera accentuata, cioè tutte le vetture lo possono utilizzare anche se non ritrovano nulla davanti. Invece all'interno del Formula 1 attuale, ovvero il 2011, possiamo attivarlo solo se ci ritroviamo a una distanza di sicurezza idonea e con una vettura davanti. Speriamo che all'interno del prossimo Gran Premio possano attivarlo. Tanto un secondo in meno, ho effettuato qualche errore all'interno della scorsa, anzi della precedente chicane. Andiamo, benissimo. Però a quanto pare non si stanno vedendo incidenti, ragazzi. Di solito all'interno di questo circuito volano bombe, armi, proiettili, fucili, carri armati, aerei a tutta forza. Invece modalità carburante 3, alza al massimo i giri del motore, puoi superare il pilota che ti precede. Il nostro amico dice di metterci su una sorta di posizione difensiva, ma io direi di fare tutto il contrario, posizionando la nostra autovettura in formazione d'attacco, visto che adesso il carburante lo disponiamo. Allora, quarto giro, ragazzi, guideremo fino al sesto giro, nel momento in cui faremo un bel pit stop e vediamo un po' se possiamo fare una bella pausa per vedere come si evolve la classifica. Allora, stiamo migliorando il nostro tempo, ragazzi, benissimo, andiamo avanti. Avanti. Mark Webber in quarta posizione, ragazzi, con la sua bella Red Bull. Forza. Guardate che forte questa galleria del vento, è davvero fantastica. Qua abbiamo i ricconi sulla sinistra che si godono il panorama dai loro yacht. Guardate che stronzoni, tutti su quelle barcone. Andiamo avanti, benissimo. Attenzione, possiamo investire. Entriamo. Qua basta proprio toccare una protezione per saltare definitivamente in aria. Allora, ultimo giro prima della sosta ai box. Monteremo i pneumatici completamente ghiacciati. Vediamo un po'. Benissimo. Andiamo. Benissimo. Forza. Questa qua è una delle curve più complicate. Questa qui, guardate un po', dove è possibile colpire direttamente la protezione. Adesso ovviamente getteremo a terra il paletto. Eccolo qui. Perfetto. Ragazzi, datemi un'opinione per quanto riguarda il game Warlock Master of the Arcane. Voglio sapere proprio che cosa ne pensate, visto che all'interno del video di Warlock non ci sono stati particolari commenti I meccanici sono pronti, rientra alla fine di questo giro, entra ai box alla fine del giro. Mi fai parlare? Ok, sul game in particolare, quindi mi piacerebbe davvero tanto. Stai piombando su un gruppetto di piloti più lenti di te. Me ne sono accorto. Mi piacerebbe molto davvero fare una campagna, anche se la sto giocando in single player, ed è davvero molto avvincente. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate. Allora, sono usciti diversi piloti molto lenti, come avete potuto ben vedere, che ci hanno fatto giocare la prima posizione in Spagna, e quindi cerchiamo di superarli con tutta la calma. La vettura che hai davanti dovrebbe lasciarti passare. Ok, infatti vedete gli omini con le bandiere blu, li abbiamo corrotti, gli abbiamo pagato il doppio dello stipendio e quindi li hanno sventolati per far fermare il nostro pilota davanti. Vediamo chi è questo, Glock. Glock, non ricordo questo nome, l'ho sentito qualche volta, però sempre relegato verso le ultime file. Attenzione, facci passare, sei doppiato, maledetto. Vedete un po' quello che succede a superare delle persone, dei non piloti. dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. In queste condizioni possiamo andare anche a sbattere al muro. Allora speriamo che i nostri meccanici abbiano le mani riempite d'olio e che possano cambiare il tutto in maniera molto rapida. Avanti, tocca a voi, ragazzi. Chi è uscito? Ecco, meccanici Ferrari, meccanici Lotus, meccanici Williams pronti. Eccoli qua. Ciao ragazzi, come state? Vediamo un po'. Fateci uscire nella maniera più rapida. Dai, avanti. Esci subito. 5 e 366, molto bene. Vediamo un po'. Avanti, lasciamo questa pit lane.
Guardate che bella Mercedes che ritroviamo lì. Quella era la safety car, ragazzi. Speriamo di vederla all'interno del gameplay attuale. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Certo, amico mio, ce li abbiamo direttamente con il ghiaccio che gli pende. Certo che ce li godiamo questi pneumatici. Riteniamo che entro 5 giri Webber effettuerà una sosta. Webber effettuerà una sosta. Ah, ce lo togliamo un po' dalle scatole. Benissimo. Abbiamo rallentato il tutto di 2 secondi e qualcosa. Quindi andiamo avanti. Eccoci qua al famoso tornantone. Allora ragazzi, attendiamo fino alla sosta di Webber per vedere quello che accadrà. Intanto credo che Alonso si è fermato il box. Non credo. Comunque se si fermerà in questo giro abbiamo l'occasione per superarlo, visto che possiamo farci tutta la pista direttamente con questi, anzi tutto il circuito direttamente con questi pneumatici. Quindi cerchiamo di allungare il nostro vantaggio su Webber e accorciarlo su Alonso in modo tale da avvicinarci. Avanti, 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 avanti. Ancora nessun incidente, non vediamo nessuna bandiera gialla, ragazzi. Perfetto, perfetto, perfetto. Qui paletta, adesso lo buttiamo a terra. Eccolo qui. Strike. Vediamo un po' chi è entrato ai box. Diamo un'occhiata. Ma nessuno che ci informa. È entrato qualcuno, è entrato qualcuno. Vediamolo, ecco che sta uscendo ragazzi. Ecco che sta uscendo dalla pit lane. Chi è? Chi è? Eccolo qui Alonso. Massa, massa, massa. Perfetto, l'abbiamo superato. In che posizione ci ritroviamo? Terzi? Quarti, ancora quarta posizione. È stato velocissimo Massa, wow. Anzi no, ecco, in terza posizione, l'abbiamo superato. Davanti benissimo. a te troverai delle vetture lente, fai attenzione alla fase di sorpasso, non dovrebbero crearti problemi. Non dovrebbero crearmi problemi, guardate un po' come creano problemi ragazzi, come rallentano questi qua, vediamo. Ci fanno investire questi, guarda, oppure ci fanno prendere qualche bella penalità. Eccolo, guarda, penalità. Spostati, stronzone. Con la Ferrari ragazzi ci ritroviamo da... Ai! Maledizione, che è successo? L'ala anteriore ha subito dei danni, resta in pista a meno che il danno non ti crei problemi. Resto. Col cacchio che me ne rientra il box. Avete visto ragazzi, la prima granatina gettata da Alonso. Alonso ci ha tirato una chiave inglese dal suo abitacolo e ci ha presi dritti in testa e ci ha fatto perdere il controllo. Avete visto? Vediamo se mi fa passare questo stronzone qui. Attenzione. I tempi sul giro sono buoni. Vediamo se mi fate superare ad Alonso, che sono molto più veloce di lui, anche senza lettone. Eccoci vicini ragazzi, attiviamo il KERS con tutta la potenza che abbiamo, possiamo attivare forse il DRS. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci in pista. Sento odore di vittoria. Forza, abbiamo recuperato tantissimo ragazzi, la gara si sta evolvendo proprio all'interno di questa ultima parte. Benissimo, attenzione. Ah, abbiamo perso un po' di strada. Ehi, come sta il carburante? Ehi, attenzione, me l'ero dimenticato, il carburante. Mettiamolo alla posizione bassa, miscela bassa. Cerchiamo di recuperare un po', abbiamo ancora diversi giri da affrontare. Vediamo un po' ragazzi, non ce ne prendiamo pausa perché ritroviamo Alonso qua davanti al nostro pilota, quindi ce lo dobbiamo godere con tutta la nostra calma. Andiamo. Vi ricordo, fatemi sapere per quanto riguarda Warlock, che prima con l'amicone lì dell'ingegnere non ho potuto rispondere nella maniera adeguata. Comunque questi piloti che praticamente rallentano le autovetture sono molto utili. Guardate un po', hanno rallentato ad Alonso. Attenzione, mamma mia. L'alettone anteriore è danneggiato, facci sapere quando intendi effettuare la sosta. Certo, guardate un po', abbiamo superato ad Alonso, però il nostro alettone è danneggiato, non entra in box amici miei. Mi tengo l'alettone distrutto. DRS, grazie amico mio per avermelo fatto utilizzare. Hamilton in prima posizione, sei nostro amico mio. La vettura non risponde per colpa dell'alettone. Guardate un po', non abbiamo aderenza completamente. Non voglio perdere questa seconda posizione ragazzi, me la tengo stretta. No, attenzione, difficile guidare in queste condizioni, davvero molto. Eccoci. Teniamoci la posizione ragazzi, non dobbiamo fare passare avanti ad Alonso. La gara si fa tutta in questi ultimi attimi. Andiamo. Ultimi attimi, ancora 6 giri di sofferenza. Perché appunto Monte Carlo è un circuito piccolissimo, quindi è difficile sorpassare, a meno che in questa galleria del vento. Chi è Hamilton quello ragazzi? Se Hamilton si sono aperte le porte del paradiso. Vediamo perché è così vicino a noi. Chi è? Glock. No, di nuovo Glock davanti. Davvero Monte Carlo, un posto bellissimo, pieno di ricconi. Guardate un po', anche navi da crociera al largo della costa. Davvero molto bello.
proprio qua, oppure si può sorpassare in questi piccoli attimi davvero molto brevi. Va bene, ok, andiamo. Ce la stiamo cavando bene anche senza lettone. Vedete, i meccanici mi obbligano ad entrare nella pit lane, ma non lo farò mai. 5 secondi da Hamilton. Ragazzi, mi sa che ci giochiamo il secondo posto anche in questa gara. Cerchiamo di non portare sfiga e di uscire fuori pista. Come sta il carburante? Un giro, bene, lo stiamo recuperando. Adesso lo metteremo sul normale. Ragazzi, vi assicuro che è notevolmente difficile guidare in queste condizioni, con questa, senza lettoni siamo praticamente, l'aria da sotto passa direttamente all'alettone posteriore e non abbiamo davvero un vantaggio contro gli altri piloti. Comunque stiamo ottenendo sempre un ottimo vantaggio su Alonso, perché ormai Hamilton, ciao ciao, se n'è andato. Galleria del vento, entriamo a tutta manetta. A Comendino piacerà tantissimo questo gameplay, perché ovviamente con il casco Milan però abbiamo cambiato i pneumatici, ora che ci penso. Vediamo, sì, sono dei pneumatici in stile giallo. Niente, non c'entrano completamente niente con il Milan, almeno che il nostro, tranne il nostro casco. Andiamo. Meno 1,800, benissimo, stiamo migliorando la nostra... Massa è dietro di te, a 5 secondi, continua a spingere. Massa è su di noi a 5 secondi, quasi quasi ragazzi mi faccio una sosta. Una sosta la facciamo adesso, sì sì, perché Massa è a 5 secondi da noi ragazzi. Allora tutto sta nelle mani dei nostri meccanici. Se riescono a fare un pit stop in 3 secondi e 2 secondi di pit lane, ci ritroviamo nuovamente al terzo posto, al secondo posto. Quindi cerchiamo di recuperare tutto il vantaggio che possiamo, impegniamoci. Vediamo, questa è una tattica molto azzardata ragazzi. Andiamo, sostituiamo anche i pneumatici che sono anche un po' consumati. Benissimo, perché non voglio rischiare ragazzi di finire spiaccicato in qualche protezione. 5 secondi. Avanti. Vediamo anche il nostro carburante al massimo. Incrociamo le dita ragazzi, spero sulla vostra buona fede. Andiamo. E dietro di noi andiamo. Benissimo. Non abbiamo preso il paletto. Happy hour. Eccoci. No. No, maledizione ragazzi, ho investito. Avanti. Ecco i nostri meccanici. Forza, terzo posto ci ha superato. Ecco Petrov. Cambiamo. Veloci. Forza. 6 secondi ragazzi. Dovevamo cambiarlo a lettone, però non potevo guidare in quelle condizioni. Che posto? Vediamo. Quarti? Vediamo. Ora puoi accelerare, ma ricorda che i pneumatici devono raggiungere la temperatura ideale. Quarto posto ragazzi, benissimo, mi aspettavo di peggio. Attenzione a non distruggere nuovamente l'alettone. Caspita. Il tuo alettone è leggermente danneggiato. Va bene, è leggermente danneggiato, non è in gravi condizioni. Comunque cerchiamo di mantenere questo vantaggio. Il pilota alle tue spalle ti sta raggiungendo, spingi, forza. Ok, benissimo. Avanti, affrontiamo questi ultimi 3 giri ragazzi con tutta la buona volontà. Quarto posto, ci siamo giocati il secondo posto. Comunque in quelle condizioni non si poteva assolutamente guidare. I nostri meccanici ce l'hanno messa tutta. Le mie congratulazioni ragazzi. Comunque andiamo al quarto posto. Speriamo che Petrov investa e in seguito anche Hamilton, che si ritrova in prima posizione, quindi riusciamo a prendere il loro posto. Non ne dubito ragazzi. Benissimo, 3 secondi. Attenzione. Paletto, ovviamente non preso le scatole. È entrato qualcuno ai box. Andiamo. Chi è entrato? Vediamo, sta uscendo. Non mi dite che è entrato Petrov ragazzi. Vediamo, eccolo lì. Diamo un'occhiata. Vediamo un po'. No, a quanto pare non è entrato Petrov. Sarà entrato qualcuno relegato all'interno delle ultime file. Niente. Attenzione. Davvero questa modalità che stiamo utilizzando, ovvero questo bilanciamento dei freni sul posteriore, quindi un sovrasterzo molto
avanzato all'interno delle curve, davvero utilissimo per affrontare questi chicane di Monte Carlo. Guardate, guardate, guardate le navi da crociera in fondo. Vediamo Michael Schumacher in quinta posizione dietro di noi. Lo ricordo quando vinse all'interno del Gran Premio di Monte Carlo diversi anni fa, nel 2002 mi sembra. Grandioso proprio. Comunque all'interno di quest'anno troppo sfortunato Michael Schumacher, davvero tantissimi problemi meccanici, tantissimi problemi all'interno tantissimi problemi sfortunati ovviamente, e molta sfortuna all'interno di queste gare, ovviamente, su questo pilota che ha davvero reso la storia della Formula 1 indimenticabile. 3 secondi in meno, benissimo per quanto riguarda il giro precedente. Ok, diamo un'occhiata, è entrato qualcuno in box? Nessuno, ragazzi. Allora ci godiamo ormai questi ultimi 2 giri, diamo un'occhiatina al carburante, possiamo impostarlo in maniera elevata, ormai già lo ritroviamo. Ma Barrichello dov'è, ragazzi? Non lo vedo più, ma chissà dove è finito. Nelle ultime file sarà. Attenzione, ragazzi, qua può accadere di tutto, possiamo anche investire all'interno dell'ultimo giro, e per questo riprendiamo in definitiva questa gara dall'inizio alla fine, proprio per mostrare tutte le nostre mosse. E quindi anche un eventuale incidente, infatti li abbiamo effettuati ben 2. Ok, perfetto, benissimo. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che nel momento in cui arriveremo a metà campionato, se ci arriviamo ovviamente, la società ci proporrà un nuovo contratto, diverse società proporranno diversi contratti e possiamo scegliere dove entrare all'interno di una nuova scuderia a seconda della nostra reputazione. Inoltre, se riusciamo ad arrivare a metà campionato in vantaggio rispetto al nostro compagno di scuderia, riusciremo a ottenere le prime modifiche all'interno della nostra autovettura nei confronti del nostro caro Barrichello, e quindi essere migliori di lui in vantaggio, anzi in anticipo. E possiamo anche specializzare i nostri meccanici su un particolare come possiamo dire, elemento di ricerca. Mettiamo una miscela bassa, guardate un po' in basso, il carburante sta per terminare, vediamo un po'. Non vorrei portare la macchina spinta al traguardo, quindi stiamo molto attenti. Ho paura di fermare la macchina direttamente su queste curve. Il carburante, ragazzi, scarseggia. Dai, dai, dai che arriviamo. Maledizione, non porta nulla di buono quella spia. Avanti, avanti, avanti. Stiamo alimentando la macchina d'aria, ragazzi. Avanti. Forza. Forza. Date un'occhiata alla sezione dei danni, come siamo combinati. Guardate un po', le gomme sono particolarmente attive, invece il nostro alettone è leggermente danneggiato, un po' ammaccato. Ok. Vai, 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 vai. Ma io non capisco perché nel momento in cui abbiamo fatto il pit stop non ci hanno riempito anche il serbatoio. Lewis Hamilton, complimenti amico mio. Prima posizione per te, quarta per noi dopo diversi incidenti. Eccoci, ultima curva. Non credo che dobbiamo chiamare il carro attrezzi. Penso che la macchina non spinge più, ragazzi. Non spinge più. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ragazzi, quarta posizione con il nostro caro Van Helgen. Vediamo un po' cosa ha da dire il nostro commentatore dal box, il nostro caro ingegnere. 3 posizioni guadagnate. Finalmente questa gara di Monte Carlo è stata completata. Congratulazioni, hai davvero meritato il quarto Perfetto, posto. allora prima posizione Lewis Hamilton, Felipe Massa, Petrov in quarta posizione, ovviamente noi stessi con 12 punti in aggiunta, il nostro Barrichello 13ª posizione. Diamo un'occhiata, allora la classifica piloti, ragazzi, dimenticavo, quarto posto, questa volta insieme a Massa, infatti Fernando Alonso si ritrova in prima posizione. Guardate un po' i nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la classifica piloti, dategli un occhio. Eccoci qua. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, ovviamente è sempre al quarto posto e la Ferrari in prima posizione. Questo campionato, ragazzi, potete vedere che la Ferrari si ritrova in prima posizione, quindi può essere anche un vantaggio. Ok, vediamo un po' il nostro pilota che sale sul podio. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente, su quel famoso game Warlock Master of the Arcane.